alla vigilia forse ci si aspettava una partita sì combattuta, ma poi in campo si è visto che Padova poteva realmente portare a casa dei punti. Sì, abbiamo giocato come quasi sempre, direi una gara comunque combattiva, agonisticamente importante. Purtroppo siamo un po' mancati in alcuni momenti importanti, un po' in generale in tutta la gara, dal secondo set in poi in ricezione, però nei momenti importanti forse anche un po' di lucidità in più ci avrebbe sicuramente fatto comodo, perché insomma in un paio di occasioni magari un punto potevamo riuscire a portarlo a casa oggi. Verona che soprattutto nei primi 3 set ha sovrastato anche per quanto riguarda i muri, ha patito abbastanza Padova questa cosa. Sì, era una cosa che insomma era abbastanza preventivabile, il fatto che loro hanno due centrali molto bravi a muro, e insomma avevamo studiato la partita anche in funzione di cercare di giocare in alcune situazioni in maniera non spregiudicata, ma di provare a giocare un po' di più sulle mani del muro. Ci siamo riusciti in parte, perché il primo set sicuramente siamo riusciti, mentre gli altri set un po' meno, però credo che la chiave più che il muro di Verona sia stato il fatto che siamo stati costretti a giocare per un sacco di volte con palla staccata o palla alta, e diventa difficile a questo livello portare a casa le partite quando giochi quasi costantemente in questa situazione. Per quanto riguarda il prossimo match, guardiamo avanti, si va a giocare contro Ravenna. Ravenna è una squadra che ha dimostrato che senza Commentakis ha avuto un po' più di difficoltà. Cosa si aspetta da questo match? Com'è che bisogna affrontarlo? Allora, mi aspetto intanto prima di tutto di combattere, andare lì per combattere, la prima cosa, come ogni domenica. Ravenna è una squadra ben attrezzata, forte, probabilmente ha un tasso fisico, tecnico, fisico più che altro meno importante rispetto a Verona, ma è una squadra che gioca con molta efficienza e probabilmente sbaglia un po' meno rispetto a Verona. Sarà sicuramente una partita difficile per noi, però insomma andiamo a giocarla con la massima cattiveria e allo stesso tempo con la massima serenità possibile. Grazie mille, in bocca al lupo. Prego, crepi.